Giorno 13 si terrà qui presso la provincia regionale di Agrigento l'inaugurazione di una mostra alle ore 17:30 con il maestro di Salvatore Giordano dal tema I colori dell'attrattismo. Un evento sicuramente interessante per gli amanti dell'arte e della pittura. Certo, tra l'altro io ho partecipato, ho fatto una mostra di pittura al Centro per Paolo Pasolini nel 91, quindi per me è un grande ritorno. Diciamo che la mostra si forma di 30-35 dipinti di produzione propria. Io inizialmente mi ispiravo al surrealismo, dal 2015 mi sono dedicato all'astattismo, cioè dove le forme, i colori, le linee esulano dalla rappresentanza oggettiva della realtà. Ecco, con lei ci saranno degli ospiti che saranno presenti alla manifestazione di inaugurazione? Certo, spero di sì. L'avvocato Granata che interverrà nell'inaugurazione, Ignazio Marchese, un carissimo amico, collega, ex collega perché sono in pensione. Spero che vengano diverse persone, insomma. Ecco, lei è un autodidatta oppure ha studiato arte? Ecco, ci parli un po' del suo curriculum. Sì, sono autodidatta in quanto nel periodo vissuto a Torino mi dedicavo alla fotografia. Trasferitomi in Sicilia mi sono dedicato all'arte pittorica. È un genere, come abbiamo detto poco fa, si basa sull'astattismo. Ho fatto diverse mostre sia in Sicilia che qualcuna al nord, tipo Cosmetura di Ferrara, alla Spaderina di Piacenza e a Cefalù, ad Agrigento, al Centro per Paolo Pasolini e poi nei vari paesi locali, Campobello. Quindi ricordiamo quando è l'evento e dove? L'evento è il 13 dicembre alle ore 17:30 presso il Palazzo ex provincia di Prefettura, ex provincia di Agrigento. Si terrà dal 13 al 23 dicembre, periodo diciamo natalizio.